Allora, eccoci insieme. Intanto noi stavamo parlando un po' fuori onda del problema sociale, perché è un altro risvolto, c'è quello sanitario e quello socio-assistenziale, che grava moltissimo sulle tasche dei cittadini e anche di chi ha bisogno. Da un lato quindi abbiamo le strutture intermedie che non ci sono. Quindi una volta che non esiste più questa lungodegenza, la persona viene dimessa dalla struttura ospedaliera, si ritrova in balia di se stesso sostanzialmente. Dall'altro persone anziane che hanno bisogno di assistenza, non tra virgolette pronti per la casa di riposo in certo qual modo, perché poi lì si apre un altro versante di non poco conto, che devono fare ricorso a delle persone più o meno preparate, più o meno abilitate, tra virgolette, che sono le cosiddette badanti. Oppure si è parlato anche nella legge di bilancio, legge finanziaria che dir si voglia, insomma, di un supporto economico a nipoti che possono assistere ai nonni o quant'altro. Ma qual è la situazione per voi da questo punto di vista? Allora, l'assistenza fatta dai parenti nei confronti dell'anziano piuttosto che nei confronti di un disabile usano un termine che è caregiver. Questa figura, questa persona in altri paesi d'Europa beneficia di alcune agevolazioni fiscali, nel senso che si può dedurre dalle denunce dei redditi, dimostrando ovviamente che si fa questa attività nei confronti dell'anziano piuttosto che del disabile, si può dedurre una certa cifra. In Italia questa cosa non esiste, esiste solamente in parte per il costo che si ha nei confronti dell'assistente familiare regolarizzata, ma neanche tanto. Nostro obiettivo, e in parte ci siamo riusciti con questa legge di stabilità, sempre che poi venga fuori, insomma, sono stati messi qualche risorsa per costruire queste agevolazioni nei confronti di parenti che danno assistenza agli anziani e disabili. Adesso vedremo la quantità, perché ovviamente molto dipende dalla quantità di risorse che si mette a disposizione e dal tipo di agevolazioni che si faranno, che si costruiranno. Però è un segnale importante, insomma, rispetto a chi fa questa attività e magari la fa anche per tanti anni senza avere un riconoscimento né economico, neanche di tipo previdenziale, per esempio, no? Ecco. Quindi diciamo che su questa cosa noi stiamo col fiato sul collo nei confronti del governo. Assolutamente. Io direi di partire con delle slide che abbiamo, quindi chiedo cortesemente alla regia di mettere in onda la prima slide che riguarda appunto, eccolo qua, i campi di azione della contrattazione sociale, il nuovo ISEE. Allora, noi nei confronti con i comuni e non solo, andiamo a chiedere che si applichi in maniera estesa per tutte le prestazioni l'ISEE. Perché? In questa slide c'è scritto qualche numero. Ecco, teniamo ferma la slide che così le persone possono leggerla tranquillamente e rivedere se entrano nei casi. Allora, i cittadini sanno, anche perché hanno avuto qualche problemino quando hanno dovuto andare a fare l'ISEE negli ultimi anni, che è un po' più complicato del vecchio ISEE. Pelo. Ecco, è un po' più complicato, però il fatto che sia complicato dà forse la garanzia che è più veritiero, cioè si chiedono più dati rispetto al passato ed è venuto fuori che è stata fatta un'analisi, è stata confrontata la vecchia applicazione che è fino al 2014 con la nuova applicazione, con il nuovo ISEE, e cosa è venuto fuori? È venuto fuori che nel 2014 quasi il 70% di chi presentava la dichiarazione ISEE dichiaravano un patrimonio mobiliare nullo, il che vuol dire che dichiaravano che non avevano nessun euro né in banca né in posta da nessuna parte. Col nuovo ISEE si è passati al 15%. Se si ritorna ancora alla slide di prima, torniamo con la slide, eccola qua. Non solo, nel 2014 la media delle dichiarazioni ISEE era di 6.700 euro, col nuovo ISEE è raddoppiato, 14.700 euro.
Questo ci dice che il nuovo ISE è uno strumento che, diciamo, analizza meglio il patrimonio della famiglia, dei cittadini, e assicura più equità nella distribuzione delle risorse, dei servizi, perché quello che succedeva, insomma, lo leggevamo, speriamo di non leggerlo più sugli organi di stampa, succedeva che poi c'erano anche i furbi, i furbetti, sì, insomma, che sì, andavano a erodere quelle poche risorse che ci sono, magari andavano a beneficio non di chi sta peggio, ma di chi sta meglio. Per cui nel nostro confronto con i comuni noi andiamo a chiedere l'applicazione dell'ISE. In che maniera? Diciamo ai comuni, secondo noi, secondo CGIL, CISL-UIL, secondo il sindacato dei pensionati, sotto gli 8.500 euro di ISE, che non è una cifra bassa, noi vi chiediamo che le prestazioni che fornite siano gratuite, quindi l'assistenza domiciliare, i pasti, il trasporto. Ma possono farlo i comuni? I comuni possono farlo, adottando il regolamento, possono decidere autonomamente che sotto questa cifra di erogare il servizio in maniera gratuita. Alcuni comuni lo hanno fatto. Lo hanno fatto, quindi alcuni comuni sì. l'hanno già attuato. In più noi chiediamo che, superata la soglia degli 8.500 euro, non è che si paga il servizio totalmente, perché sennò sarebbe neanche, esatto, neanche giusto, neanche equo. Noi chiediamo che il servizio venga pagato proporzionalmente man mano si innalza il reddito ISE della famiglia, della persona a cui è rivolto il servizio. Questo siamo riusciti in diversi protocolli a portare a casa i risultati. Mi viene in mente il Comune di Thiene, che nell'assistenza domiciliare applica l'esenzione all'ISE a un tetto di circa 8.200 euro, quindi molto vicino ai nostri 8.500 euro, e poi fino ai 15.000 euro di ISE applica una tariffa in maniera differenziata a seconda del reddito ISE che ha la famiglia. Insomma. Quindi questa è una cosa che è stata fatta, attuabile e realizzabile, dove però ci sono dei supporti economici nei comuni, dove il comune non ha. È difficile. Ecco, certo. A questo proposito, c'è anche il tema della fusione dei comuni, che è un altro discorso che possiamo parlare. Magari, no, c'è qualche slide? No, c'è ancora, esatto, vediamo la slide successiva, però si riallaccia al discorso comuni possono avere più disponibilità qualora facciano sistema, quindi qui c'è anche una cosa interessante. Vediamo la seconda slide. Sempre collegato anche l'ISE, noi andiamo a confrontarci anche non solamente con i comuni, ma anche con le aziende pubbliche che erogano i servizi. Quali sono le aziende pubbliche? L'acqua, il gas, i rifiuti. Noi abbiamo sottoscritto 2 documenti, 2 protocolli in provincia di Treviso, ma anche nelle altre province. Uno riguarda il gas, con questa azienda Ascotrade Scoppiave, che è a Treviso, ma anche altre, anche in altri territori, è in altri territori, ma anche associata, perché nel Vicentino c'è la Pasupio Servizi, c'è anche la Veritas, se non mi sbaglio, collegata. Noi abbiamo fatto un accordo dove chi ha un reddito ISE sotto i 15.000 euro può risparmiare 0,15 euro a metro cubo, e chi invece è nella fascia 15.000-25.000 euro risparmia 0,08 euro. Cosa significa in termini concreti? Significa che per la prima fascia si può anche andare a risparmiare intorno ai 100-150 euro che non è poca cosa, sì, assolutamente. Di bolletta del gas. Però questi sono accordi con aziende private, tra virgolette. No, sono pubbliche. Sì, di servizio pubblico. Nel senso che, i comuni partecipano all'interno del quindi i comuni partecipano a questo, quindi certo. Questa è una cosa rilevante. E la stessa cosa, abbiamo fatto un accordo anche con un bacino dei rifiuti nel Trevigiano, dove la quota della Tari, se uno ha un reddito ISE sotto i 13.000 euro, può risparmiare intorno ai 40-50 euro
a noi in questo caso. Invece, questo su richiesta da parte del cittadino? Oppure... Chiaramente il cittadino deve fare una domanda, presentare l'ISEE e quindi se è all'interno di questi tetti ISEE ha il beneficio economico. Perfetto. Allora, qualora ci fossero cittadini che rientrano in quest'ambito, in questi territori si possono rivolgere al sindacato? Perché voi si possono rivolgere al sindacato, il sindacato ha anche poi i CAF che gli fanno la dichiarazione ISEE e spediscono direttamente alle aziende anche la dichiarazione, non occorre neanche insomma portarla personalmente. Perfetto, quindi questo è molto molto importante. Ricordiamo i territori con Ascotrade e il bacino Sinistra Piave era per quanto riguarda, mi sembra se non sbaglio, i rifiuti. Vediamo la slide successiva invece dove ci va a portare un attimo, così eccola qua. Ecco, questa è invece sempre nell'ambito della contrattazione sociale, campo d'azione, l'evasione fiscale. Allora, quello che forse non tutti sanno, compresi i sindaci, è che i comuni possono, non devono, fare un'attività nel proprio territorio di lotta all'evasione fiscale. Facendo cosa? Facendo delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, piuttosto che alla Guardia di Finanza, piuttosto che all'INPS, nel caso in cui registrassero delle violazioni da parte di singoli cittadini o da parte di singole imprese. Questa lotta all'evasione fiscale ha portato nel 2016 a introitare in tutti i comuni in Italia la cifra di 13 milioni di euro, che non è poco. Però la cifra, quello che ci preoccupa, è che è in diminuzione rispetto all'anno precedente, perché l'anno precedente si era introitato 17 milioni. Nel Veneto la lotta all'evasione fiscale è fatta in maniera diversa a seconda delle province. Anche qua siamo in una fase di diminuzione dell'attenzione rispetto a questa cosa. Lì ci sono scritte in questa diapositiva diverse cifre, però ci sono comuni che portano a casa migliaia di euro. Il dato negativo è che però tra i 575 comuni del Veneto solo 55 hanno ricevuto soldi dal Ministero dell'Interno per la lotta all'evasione fiscale e questo è un dato molto negativo. Però noi nella nostra attività con la contrattazione sociale con i comuni andiamo a sollecitare che i comuni facciano questa cosa che secondo noi più che una possibilità dovrebbe essere un dovere, no? Farlo. Ecco. Allora, riprendiamo poi il discorso e ci avviciniamo anche all'altro discorso della fusione dei comuni, di un referendum se non sbaglio, ma lo facciamo dopo la pubblicità.